17:40 di nuovo in diretta con Antena 3 Nord-Est, edizione straordinaria sull'Acqua Granda. Ancora una volta la marea è uscita per abbracciare un po' troppo Venezia, soprattutto l'altra notte, 1,87, ma anche oggi ci ha riprovato, insomma non riesce a rinunciare a questo sodalizio con le pietre d'Istria, insomma l'acqua ogni tanto esce e testimonia la sua presenza e dà in questi casi soprattutto anche un monito a chi non la considera, a chi si dimentica che è un elemento che può essere bellissimo, è suggestivo vedere Venezia, l'acqua alta, però può anche diventare pericoloso ovviamente come abbiamo constatato tante volte. E c'è un giallo diciamo, uno dei motivi per i quali il Mose non è andato avanti, non sono andati avanti i lavori, sono fermi da 5 anni, vi rendete conto? C'è questa cattedrale nella laguna che è l'emblema della madre di tutte le corruzioni, lì ferma da 5 anni e uno studio sostiene, svela il Gazzettino, che funzionerebbe, ma soprattutto quello che fa accapponare la pelle è che c'è un conflitto di competenze tra i commissari e tra due autorità statali che si contendono, diciamo, la paternità del comando. Sono i commissari che sono stati nominati dal prefetto di Roma dal 2215 e poi quelli che invece fanno parte, coloro che fanno parte del provveditorato, che è un altro ente statale che rivendica la paternità, diciamo, il controllo decisionale. Per cui ogni tanto si scontrano queste competenze e si blocca tutto. Complimenti. E se si va avanti così siamo qui che aspettiamo inutilmente l'inizio, la fine dei lavori. Allora abbiamo detto che abbiamo parlato a lungo di Venezia, era giusto e inevitabile, però anche oggi grossi problemi all'interno di tutto il territorio, abbiamo detto le Dolomiti, il Bellunese, insomma particolarmente colpiti da intense precipitazioni. E poi in Val Brenta è accaduto quello che vi abbiamo raccontato già ieri e vediamo un aggiornamento del nostro inviato Ferdinando Garavello. Una valle incuneata tra il Grappa e l'Altopiano per 25 km e 5.000 abitanti in apprensione per il maltempo di queste ore, tra i fronti aperti che impegnano sindaco e amministrazione 24 ore su 24, la pioggia e di conseguenza il livello dei fiumi, non tanto del Brenta sotto controllo, quanto dei corsi d'acqua secondari che si ingrosseranno nelle prossime ore prima di finire proprio nel Brenta. Qui è allarme rosso, il secondo fronte è quello del vento. E il vento ha già causato degli sbalzi di tensione con l'energia elettrica che per un po' ha funzionato a singhiozzo in alcune zone. Infine la questione geologica. Anche qui è allarme rosso dopo che con un boato nella notte dei massi si sono staccati nella contrada mattana di Collicello, costringendo il sindaco a far evacuare 6 famiglie e una quindicina di persone in tutto. Fatte le verifiche, il pericolo ora non c'è più. Sono rientrate tutte nelle loro abitazioni le circa 15 persone evacuate in Val Brenta per il pericolo causato dalla frana che si è verificata in serata e ovviamente adesso i tecnici della regione dovranno stabilire l'effettiva pericolosità della frana. Nei prossimi giorni si deciderà come procedere. Infine le acque, si stanno ingrossando tutti i corsi d'acqua che si tuffano nel Brenta. A Oliero paesaggio lunare, la furia dell'acqua comincia a farsi sentire. A Valstagna invece i salti dell'acqua sono spettacolari e inquietanti, prima che la corrente finisca nel Brenta con forza esplosiva. Nella giornata che vede la pioggia andare e venire, il cielo è cupo, non promette nulla di buono, ma da queste parti ci sono abituati. La tensione è sempre alta, la protezione civile è pronta a partire, mentre in municipio tutte le luci accese indicano che il centro operativo è aperto, pronto a prendere le decisioni giuste in caso di peggioramento del tempo. Il servizio era di Federico Fusetti, non di Ferdinando Garavello, che ha firmato quelli di ieri. Situazione relativamente tranquilla nel Vicentino. Ieri sera era sulle nostre reti Matteo Celebrone, assessore ai lavori pubblici, diceva che
Certo il Bacchiglione rimane un po' uno spauracchio a Vicenza, molto spesso esondato, ma questa volta le opere di laminazione, diciamo, che sono state fatte dalla Regione del Veneto, i bacini di laminazione giganteschi, sono come dei laghi in cui delle enormi vasche in cui entra l'acqua quando ci sono precipitazioni così intense come nel 2010, quando Vicenza, ricorderete, divenne una specie di Venezia, c'era gente in barca, insomma, no? Davanti al Palazzo Chiericati, il Teatro Olimpico allagato, insomma. Adesso per fortuna nulla di tutto questo. Però vediamo un'altra provincia a rischio, un po' anche la situazione meteorologica della provincia di Padova. Vediamo. Stiamo monitorando l'andamento dei fiumi. Brenta, Bacchiglione la situazione è assolutamente sotto controllo, per cui siamo pronti sicuramente a qualsiasi evenienza. Ieri sera abbiamo riunito i presidenti dei 13 distretti per coordinare l'eventuale stato d'emergenza, ma per il momento nulla desta preoccupazione. La situazione al momento in provincia di Padova è sotto controllo, sorvegliati speciali i fiumi Brenta e Bacchiglione, visto che almeno fino alle prime ore di sabato è stato confermato lo stato di allerta meteo. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di aggiornamento che prevede piogge e temporali nelle prossime ore. La Protezione Civile provinciale si è riunita per fare il punto, mezzi e uomini sono pronti in caso di emergenza per intervenire in tutti i comuni e in centro città. Nella malaugurata ipotesi dovesse esserci l'emergenza, noi siamo pronti ad intervenire con la determinazione e soprattutto con la competenza che appartiene a tutta la provincia di Padova e alla Protezione Civile. Ecco, intanto infuria la polemica politica, ci sono dichiarazioni di Calderoli, Roberto Calderoli, che dice: siamo arrivati a questo, ad un Ministro della Repubblica, e si riferisce a Luigi Di Maio, che fa ironia di fronte all'alluvione che ha sommerso Venezia, uccidendo delle vite umane e provocando danni incalcolabili per i cittadini e i lavoratori, anche un grave danno d'immagine per l'Italia. Di Maio parla di ironia della sorte per il Consiglio regionale del Veneto, con sede a Venezia, inondato poco dopo aver respinto l'aria fritta della mozione dei 5 Stelle, dice ancora Calderoli, contro i cambiamenti climatici, perché se l'avessero approvata l'alta marea, si chiede Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato per la Lega, non sarebbe arrivata. La polemica politica infuria e sarà sempre più rovente anche nei prossimi giorni. Vediamo un servizio invece che riguarda, se non ricordo male, no, ecco, qui parla il prefetto di Treviso. Il prefetto di Treviso ovviamente sulla situazione che riguarda la Marca. Sappiamo che ci sarà un fine settimana di tempo abbastanza perturbato, che per quanto riguarda però questa provincia comporta sicuramente un innalzamento di quella che è la sua attenzione da parte di tutti quelli che sono la rete degli uffici che sono tenuti poi a gestire eventuali emergenze, ma senza allertamenti particolari. Quindi stiamo seguendo l'evolversi della situazione attraverso la lettura dei bollettini che arrivano dalla Regione, che parlano di un'intensificazione delle piogge, ma dovrebbero rimanere in ogni caso moderate, e quindi con quasi da escludere la necessità di attivare in questo momento organismi particolari, come è avvenuto purtroppo l'anno scorso in occasione della tempesta Vaia. Qualche comune però il COC l'ha attivato? Sì, ieri sera qualche comune ha attivato il COC, abbiamo concordato anche su questa opportunità, perché chiaramente poi in alcuni comuni possono essere situazioni particolari, come dei torrenti che attraversano magari il centro abitato o altre situazioni di fragilità ben conosciute, per cui la precauzione non è mai troppa. Chiaramente non abbiamo attivato, qualcuno aveva chiesto chiusura delle scuole, perché francamente non ce ne sono i presupposti. Comunque il messaggio alla popolazione è di informarsi, stare sempre in questi 3 giorni informata per capire se ci dovesse essere qualche peggioramento, di stare comunque attenta. Certamente sì, senza peraltro creare particolari allarmi. Diciamo che l'autunno è vocato alla pioggia. Certo, gli eventi dell'anno scorso ci hanno un po' tutti spaventati e messi sul chi va là, però ecco, bisogna anche viverli con una certa pacatezza, altrimenti poi non si riesce più a distinguere tra reali emergenze e normali temporali di stagione.
Piave è sempre comunque sorvegliato speciale. Sicuramente sì, anche se da quello che abbiamo come indicazioni di previsione da parte della Regione in questo momento l'allerta riguarda più diciamo così, i corsi d'acqua minori. E questo era il prefetto di Treviso, Laganà. Allora andiamo in pubblicità, state con noi perché abbiamo ancora molte notizie da darvi, state con noi.